Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo su Fishing Planet per il torneazzo in Oregon, torneo trote, Trout Hunter, vince chiaramente chi prende la trota più grande, diciamo lo score secondario, mentre quello primario prendere una trota da 1 chilo e poi, cioè, in realtà non ho ben capito, però praticamente c'è la differenza tra la trota da 1 chilo più piccola e quella più grande, cioè se sono vicine vinci, tipo se prendi 1,7 kg 50, 1,7 kg 49, penso che così va la classifica teoricamente, se non ho capito mi scuso. Comunque, eccolo qua per la configurazione per questo torneo, quindi perché è obbligatorio usare il barbless, il Jig-Head, il 5 grammi 1,0 con un filo mono 0,25, grub 5 cm come esca gialla e niente ragazzi, lo specchio d'acqua è questo, siamo 18esimi, probabilmente abbiamo preso una trota, una Rainbow Trout, una trota arcobaleno, una trota iridea diciamo da 2,34 kg, un bel trophy. E siamo 18esimi per il momento, ragazzi, quindi non male. E adesso siamo chiaramente a spinning, technical life and drop. Io vado così, insomma, dopo è chiaro che sicuramente la stop and go è più semplice, vado meglio perché proprio, per esempio in California si va tanto stop and go. Questo per esempio non sto neanche andando benissimo in realtà. Adesso di qua in centro lago ci sono le Rainbow, a sinistra le Brown, diciamo le Fario. Non se riusciamo ad arrivare in sta benedetta top 10 in un torneo. Proviamoci. Proviamoci, raga. Teoricamente l'ideale sarebbe prendere una da 2 kg e 3. Sarebbe perfetto, teoricamente. Presa. Adesso vediamo. Ecco l'altra differenza di pescare così a spinning con le trote, è un godimento. Di qua per esempio ecco, non salgo di niente. Trophy 1,7 in realtà. È un bel trofeo però non mi dà un cazzo. Perché forse da 2 kg, da 2 kg 1,7. Forse hai ragione, ragazzi. La prima volta che faccio questo torneo qua, in realtà. Un po' di pazienza, raga. Il cubo è un po' rincoglionita. Però dai, tanto ci divertiamo. Prendiamo un bel po' di trote. No, però qua siamo troppo veloci. Siamo troppo veloci. È un'altra da 2 kg, secondo me. Un'altra da 2 kg. Perché stammi a 2, cazzo. Bella. Ha fatto un tirone assurdo. L'abbiamo trovato. Ho appena fatto la configurazione adesso. Abbiamo trovato una bellissima configuration per questo torneo qua. Questa è bella, questa è bella. Questa è bella, raga. Però in realtà non cambia la classifica. Trophy da 1,9. Niente, il cume boh, non capisce. Sto facendo un merdone, ma non va bene. Dio Cristo. C'ho 1,9. Vabbè. Teoricamente stavolta doveva andare, però. Vediamo, devo prendere una da 2 kg, cazzo. Dai, dammi la gemella di quella che ho preso, a meno che cerchiamo di capire anche. Ok, dai, cioè, abbiamo già visto 2 trofei, 2 Rainbow Trout Trophy, cioè ragazzi, si gode qua.
sto pescando abbastanza di merda. Niente, andiamo su. Ah, non poteva essere una gara sui trofei? Spero... Dai, vecchio, su. Comunque abbiamo trovato la configurazione, questa te la, ragazzi, ve la consiglio qua. Fate cacao, raga. Cacao meravigliao. Comunque finora le ho prese tutte verso i 20 metri. No, più lento, cume. Merda. No, qua non è andata. Siamo sempre 18esimi. Niente. Fammi prendere la più grossa, porca troia. Niente. Vabbè, andiamo avanti. Non serve tirare troppo distante, però secondo me non c'è bisogno. Un quarto d'ora, ragazzi. Un quarto d'ora. Non è facile sta competizione. Secondo me se io prendo 2 kg, se prendo 2,035, è quello il target, forse. Come non pescare così di merda, però. Niente da fare, eh. Proviamo ad andare sulle brown. Sulle fario, diciamo. Che sono le mie preferite, che sono secondo me più belle rispetto alle idee. Vediamo cosa propone il piatto brown. Penso che ho preso una trottola da 6,5 kg. Io nella realtà ho fatto un record, penso, irripetibile. Uh, ci credo, mi ha dato uno strattonino, ma se n'è andata. Comunque tutti stanno sulle rainbow, quindi forse è bene che anche noi stiamo sulle rainbow. Sono più mestruate le brown. Voi sapete che a sinistra ci sono le brown e al centro le rainbow. Vabbè, vaffanculo. Sempre 18esimi, cacchio. Siamo anche sfigati, però. Siamo anche sfortunati. Allora, finora la top secondo me è quella da 2,7. 2,277, quella più grossa. So anche vincere la trota più grande, non mi farebbe schifo, eh? Dai, comendino. Regalaci un sogno, come. Hai finito il magic moment? Vediamo di no, cazzo. E invece no, non è finito. Grande Kuma, grande. Stai anche attento a non... con la tensione del filo. So, tiracchia, bisogna capire, fio. Non è semplice capire il peso. Niente da fare. 1 e 2. Ah, Dio santo.
Oh, su Snipes, Twitch, ecco, ci sono diversi pescatori, Twitch, giocatori Twitch TV, Shang 62. Ho guardato su Twitch e non si vede sto cazzo di roba, ma sono sempre i primi, sono arca puttana, sono fenomeni, sono, eh. No, troppo veloce, cazzo. Come sprecare un tiro, 11 minuti mancano. Dai, dammi la top 10 almeno, non chiedo tanto, me la merito oggi. Ho pescato alla grana, ho trovato subito la configurazione giusta. No, siamo veloci però. Ogni tanto mi passa la velocità da 3, non capisco il perché. O premo io per sbaglio, ipodaria anche però. Fare un controller con la canna da pesca sarebbe una figata, cazzo. 19esimi, perdiamo una posizione, c'è il crollo comendiano, ragazzi. Vai di crollo. Dai, vai giù. Ok. 10 minutes. 10 fottutissimi minuti. Niente. Ste trote maledette. No, qua ho incagliato. Niente, niente da fare. Dai, cazzo, dammene una per finire in sta cazzo di top 10. Mi accontento. Mi accontento della top 10. Un po' di culo anche, però, cioè, ve lo merito, Christiansen. No, no, sto sbagliando. Niente da fare. Calma, cazzo. Cos'è una Brown? Non ci credo. L'ho preso con affare. Bella. Bella, 1,6. Però è chiaro che non serve un cazzo per la classifica. Però ho portato anche la Brown per voi. Presa proprio a riva. 8 minuti. Niente, qua ho incagliato, ho mangiato male. Niente da fare. Comunque sono tutte quante vicino alla riva, eh. Il primo a 0,04. Quindi teoricamente ha preso una 1, 6 e 0,4 teoricamente. Però prendo un cazzo. Vabbè, adesso ci divertiamo, fioi. Quindi, se era un torneo a somma, sicuramente eravamo in top 10. Io guardo che è quello che prendono gli altri, ma non mi sembra che stiano prendendo tanto. Vabbè, siamo di quei fenomeni. Sì, però penso che ci vuole anche un po' di culo, perché in certi sicuramente però... No, tanto qua sto sbagliando io, però come se sbagli tu non va bene. Mamma mia, sto facendo cagare. Ho incagliato, ti pareva? È giusto così. 6 minuti.
Niente, niente, dai, andiamo veloci. Non abbiamo ancora tantissimi tiri. Io voglio vedere se prendo una da 2 kg 0,35. Voglio capire, cavolo. Dai. Dai, un po' di culo, dai. Un po' di fortuna per il cume. Se la merita in sto periodo un po' così. Niente. 5 minuti, dai, dai, dai. Calma piatta per il momento. Dai, vai giù, vai giù. No, perché vai a 3? Ma Cristo di un Dio. Niente. Dai, prendiamola qua a riva. Niente, dai, veloci. Ultime battute. Dai, commenda, regalaci il sogno, regalacelo alla fine per gli iscritti, per i comendiani pazzi che mi seguono. Deve essere vicina a quella. No, Cristo, basta. Gli ultimi minuti non ho più preso un cazzo. Niente, niente. Mancano 4 minuti, 3,56 per la precisione. E non riusciamo a trovare la trota che mi può dare un salto di qualità e fare andare almeno in top 10. Ma il podio non ci credo più. La top 10 non è così impossibile. Merda! Ragazzi, non è facile, basta un attimo. Non sembrava grossa dello strattone iniziale, però non si può mai dire, eh. Dai, dai, cavolo, proprio il photo finish, ti prego. Al photo finish. Niente. Non c'è niente da fare. È stato bello trompare. 2 minuti e 20 ancora, forse 2 tiri. Stiamo chiudendo comunque bene il torneo, insomma, non male, però è chiaro che l'amarezza c'è perché siamo comunque vicini a un gran risultato. Niente. Dai, dammi lo strattone decisivo. Niente.
Paura che sia finita qua. Attenzione, ancora una chance. Ancora una chance. Vediamo se la fortuna è dalla nostra. È una Brown. È una Charlie Brown. È una Fario. Ma non mi dà un cambio in classifica. Non me lo dà. Adesso mangiano solo le Fario, cazzo. Final shot. Peccato però, che cazzo. Niente da fare, eh. Finisce qua il The Dream. Vabbè, niente, neanche tiriamo perché tanto non c'è più possibilità. Buono, raga, chiudiamo qua. Twitch, chi sono sti Falcon, Snipe? Tutti quanti a podio, fatalità. Boh. Stanno buggando il sistema, raga. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Dai. Non male questa sessione di pesca. Penso che arriveremo tra i primi 25, penso insomma di sì. E niente, raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!